La terza corsa è un'equilibratissima prova per cavalli di categoria GF con i Psyche Gentleman che non abbiano vinto 40 corse in carriera. 8 soggetti anziani dietro la macchina. Con il numero 1 Allegro La Sol, Fulvio Gallo, 2 Belva Jet, Francesca Consoli, 3 Vasterbo Sky High, Giovanni Ghirardini, 4 Cupido, GSO, Daniele Dall'Olio, 501 MMG, Vincenzo Vitaliano, 6 Scerì del Nord, Giuseppe Palombarini, 7 Vico del Ronco, Lorenzo Pantarotto, 8 Sbirulino Grad, Giuseppe Leanza. Corsa in cui 01 MMG, Scerì del Nord, Belva Jet, Vico del Ronco e Sbirulino Grad si dividono i favori del pronostico in maniera quasi uguale. Corsa veramente super incerta. La macchina prende velocità, accelera, si parte con 01 MMG che cerca di scavalcare Cupido GSO, quale al suo interno rientra. Si imbocca la prima curva con Cupido che rientra 01. Poi Allegro La Sol a precedere Vasterbo Sky High, ancora Belva Jet, quindi Sbirulino Grad. Poi Vico del Ronco ha avuto un'incertezza, si è rimessa in coda Scerì del Nord. I primi 200 metri in 14,6 per Cupido GSO che ha preso la testa e guida. 01 MMG di fuori. Poi Allegro La Sol che serra sotto allo steccato, terza posizione per Vasterbo Sky High con di fuori Sbirulino Grad che precede Belva Jet, cerca di muoversi dall'ultima posizione Vico del Ronco, 29,3 addirittura i primi 400 metri, molto veloci vista la categoria, con Cupido GSO che guida a grande andatura su Allegro La Sol, mentre di fuori fa fatica ovviamente 01 MMG perché il ritmo imposto dalla testa è importante. Rimane in terza posizione Vasterbo Sky High, 34 anche il secondo quarto di gara, 59,7 per i primi 800 metri di corsa, con Cupido in vantaggio, Allegro in seconda posizione, Sbirulino che avanza all'esterno, precedendo Vasterbo Sky High, poi Numero Belva Jet 4 e Vico del Cupido Ronco, sbaglia GSO, Cupido GSO squalificato. che lascia così a condurre Sbirulino Grad che ha tre quarti di figura avanti Allegro La Sol che prova a rientrargli, poi Vasterbo Sky High, quindi Vico del Ronco che cerca di lanciarsi. Passa Sbirulino Grad, attacca Vasterbo Sky High a 400 metri dalla conclusione, la rete line 14,8 con Sbirulino in vantaggio, Vasterbo che attacca all'esterno. Poi Vico del Ronco e Scerì del Nord, la piegata conclusiva con Vasterbo che va all'attacco di Sbirulino che si difende a 200 metri dalla conclusione, la piegata in 15,1, è in vantaggio Sbirulino Grad nei confronti di Vasterbo Sky High, poi Vico del Ronco e Scerì del Nord che torna a centropista, si difende Sbirulino, insiste Vasterbo Sky High che vince nei confronti di Sbirulino Grad, al terzo posto Vico del Ronco, 33 ad arrivare, 1,14,9, ragguaglio cronometrico per il successo di Vasterbo Sky High. Giovanni Ghirardini per il training di Marco Azzaroni, colori della signora Anna Fiorentino. La vittoria del figlio di No Frosting, uno svedese, che passa nel finale su Sbirulino Grad, che si era impegnato al largo e ne ha ragione nel finale. Il 3 al primo posto, l'8 al secondo, il 7 al terzo, 3-8-7, l'ordine d'arrivo della terza.